Se ci lascia. Lorenzo, venite qua mica avanti. No, più avanti. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
era l'urlo, anche se di una voce sola, ma era l'urlo di tutti. E per questo motivo la vogliamo riascoltare e ridirla col cuore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nel presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angoscia, e al mondo intero, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti e sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali per impedire il contagio non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio Padre di misericordia che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e aprire loro il cuore della fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenze sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza per trovare giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché la nostra festa usuale è molto più povera. Non abbiamo la nostra processione, non abbiamo i nostri Cristi, non abbiamo avuto momenti per stare insieme e mangiare i cibi prelibati che le cuoche di Pieve sanno cucinare. Però questo non ci ha impedito di fare qualcosa. Abbiamo pregato le 9 sere lungo le varie tappe del territorio. Non siamo potuti salire a Santa Croce, ma abbiamo detto lo stesso la supplica sabato sera. E allora ecco, insieme alle preghiere, portiamo a Maria il sacrificio di tanti, le nostre speranze, il nostro filiale affetto. Affidiamo a lei i nostri malati e la ringraziamo e gli rivolgiamo il nostro grazie per averci accompagnato e accompagnato alcuni malati alla guarigione e ad altri averli accompagnati alla buona morte. Ringrazio davanti alla Vergine le autorità, i miei confratelli, c'è Don Nicola, il paraprofessore, non è potuto venire perché aveva in contemporanea un rosario. Ringrazio coloro che si sono occupati delle luminarie, non erano quelle degli altri anni, erano molto più povere, più piccole.
Ringrazio il coro per aver animato stamattina la messa solenne. Anche se non è qui presente, ringrazio ancora Monsignor Anselmi per l'incontro che ho avuto con i bambini stamattina. Ringrazio per quanti hanno addobbato la Cassa della Madonna e la Chiesa, coloro che l'hanno portata in spalle, anche se quest'anno il percorso era molto più breve. E grazie a tutti gli amici della società e della Proloco, e grazie per il vostro esempio. Chiediamo a Maria che questa gratuitudine della Vergine Santa vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche grazie alla confraternita, scusate se per ultimi, ma siete... scusate, questo, come sempre succede, non faccio le mie topiche. Se non le faccio non sono io. Grazie di essere qua. C'era, ecco, la luna che vi guardava e guardava la Madonna. Grazie di tutto.